sedervi tranquillamente, sì, sì. Benvenuti a tutti quanti. Porto il saluto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che a causa di un banalissimo incidente non può essere qui con noi quest'oggi come programmato. La tempesta di ieri sera ha ritardato tutti i voli su Venezia, per cui non ce la fa ad essere con noi qui oggi. È un momento molto interessante e molto importante, anche perché dicevo prima, l'ho detto ai nostri ex cadetti usciti dal Morosini, oggi è l'anniversario della battaglia di Lissa e l'ammiraglio, comandante in capo alla flotta austriaca, Tegetov, che era il capo della flotta austriaca, si era formato alla scuola navale militare di Venezia. Ha sconfitto Persano, però ecco, una curiosità, un allievo della scuola di Venezia che diventa ammiraglio della flotta della marina austriaca e vince la battaglia a Lissa, sconfiggendo Persano, un personaggio peraltro da mettere a parte, da nascondere possibilmente. Al di là di questa data ce n'è un'altra, altrettanto importante, lo sbarco sulla Luna. E terza data importante, la presentazione quest'oggi di questo progetto, ovviamente, perché qua stiamo passando a cose importantissime e quindi mi sembra una data azzeccatissima per presentare una cosa che è capace di coniugare la tradizione, la storia con la modernità. La parola fiaba deriva da fabula, dal latino, diversa dalle favole, perché le favole sono animali, contenuti moraleggianti, le fiabe invece sono dedicate agli esseri umani e la radice etimologica ci parla del parlare, dice proprio, deriva da parlare, dalla parola. Parlare vuol dire stare assieme agli altri e qui abbiamo un modo antico di raccontare la fiaba che è una forma di trasmissione del sapere antichissima con le nuove tecnologie avanzate. E questo qua è una cosa veramente importante. Ringrazio anche tra gli ospiti il Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, la dottoressa Cielo, psicologa, nonché abbiamo scoperto prima anche esperta della scuola militare italiana e anche ovviamente del Morosini, nonché rappresentante della Regione del Veneto. Lascio la parola alla Presidente della Sesta Commissione, che non a caso è la commissione che segue la cultura e quindi la persona ideale per presentare questo progetto. Prego, Avvocato. Grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie a questi ragazzi. Ne manca uno, manca un vostro collega che era impegnato e devo dire perché siamo qui oggi. Una bella domanda. Sì, una favola, diceva il dottor Franzina, deriva comunque, la parola favola ha la radice comune di fa, che è comunque ha a che fare con la parola. Allora, tutto nasce qualche mese fa quando mi dicono: Presidente, ci sono degli studenti, degli allievi del Morosini che la vorrebbero incontrare. Dico, sicuramente mi sento onorata della cosa, ma che cosa vorranno mai porre alla mia attenzione? E quindi li ho ascoltati, li ho guardati bellissimi nelle loro divise e soprattutto sono rimasta colpita, ve lo ricorderete, sono rimasta molto colpita perché non capita spesso di trovarsi di fronte dei giovani che ti parlano di senso del dovere, ma soprattutto di cura nei confronti degli altri. Allora questo perché mi ha colpita? Perché io, chi mi conosce lo sa, sono assolutamente convinta che il ruolo della politica, il ruolo primario della politica sia quello di
prendersi cura. Ecco perché ho coinvolto, e ringrazio veramente di cuore il dottor Leoni, la dottoressa Cielo e il dottor Marzano, cioè ho voluto coinvolgere un po' sia la parte sociale sia la parte della cultura, perché comunque è un binomio, secondo me, inscindibile. Dove non c'è cultura, non c'è cura, molto semplicemente. E quindi perché mi sono chiesta non cercare di fare in modo che questo progetto che adesso vi illustreranno non abbia quella visibilità, ma soprattutto non abbia delle gambe su cui camminare. Ci credo profondamente che dobbiamo muoverci, dobbiamo fare qualcosa per togliere le nuove generazioni da questa sorta di incubo, io lo definisco un incubo, da questo brutto sogno si devono svegliare, devono rendersi conto della realtà che li circonda, soprattutto devono rendersi conto che la realtà non è fatta solo di cose negative e di cose brutte come molte volte potrebbe sembrare. Non è così, e perché questo deve dare comunque la fiducia nel domani, ma noi siamo responsabili di tutto questo e questa è una grande responsabilità e dobbiamo veramente trovare l'impegno per portare avanti progetti come questo. Al momento ho solo questo da seguire, come diciamo così, queste sono delle start-up, ma dobbiamo assolutamente, quando parliamo di coinvolgere i giovani, dobbiamo dare spazio ai giovani, sono parole che alle volte ci riempiono la bocca, perché è bello dirlo, no? Però, come dicevo prima, siamo arrivati a un punto in cui probabilmente siamo un po' tutti stanchi di sentir parlare di convegni, di studi, siamo nel momento in cui bisogna agire. Dobbiamo fare, perché tempo non ce n'è più. Quindi benvengano i giovani, li abbiamo qui oggi. Posso dire, sono una garanzia, perché non dobbiamo neppure dimenticare il loro curriculum e la loro storia. Mi diceva il dottor Marzano prima, tra l'altro, io non lo sapevo ragazzi, ve lo dico qui adesso, che la Regione Veneto ha condiviso dei progetti proprio con il vostro istituto, con i Morosini, e finanziandoli anche, e quindi non siamo nuovi, non siete proprio una new entry, diciamo così. Da un punto di vista progettuale però mi fa veramente piacere, perché vuol dire che ci abbiamo visto giusto. E quindi io con oggi spero, ma ci credo profondamente e ci sarà tutto il mio impegno, cercherò di coinvolgere più realtà possibili in questo progetto che adesso voi andrete a spiegare. A tal proposito voglio anche leggervi un messaggio da parte dell'assessore Donazzan, che non potendo partecipare mi ha pregato di condividere con voi. Egregia Presidente, la ringrazio per l'invito alla presentazione del Regno delle Fiabe. Mi consenta di rivolgere il mio applauso agli studenti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini, giovani di cui ho potuto apprezzare il valore in diverse occasioni e che anche in questo frangente dimostrano qualità intellettuali e caratteriali di assoluto rilievo. Inoltre le rivolgo i miei complimenti per aver favorito tale meritevole progetto, assicurandogli il giusto lustro attraverso la presentazione presso il cuore democratico della nostra Regione. Impegni istituzionali concomitanti non mi consentono di essere presente. Arrivi agli studenti, a lei e a tutti i presenti la mia più stretta vicinanza e, certa del successo dell'iniziativa, saluto cordialmente l'assessore regionale Elena Donazzan. Ringrazio anche l'assessore Lanzarin, che ugualmente invitata mi ha incaricato di portare i suoi saluti, ma anche lei per impegni istituzionali non può essere presente, quindi queste sono, però comunque c'è
dottor Marzano che sicuramente sarà coinvolto, anzi sa già, diciamo, di che cosa stiamo parlando, e quindi nel ringraziarvi ancora non mi resta che darvi la parola. Grazie. Ecco, allora passiamo dalle parole ai fatti e a voi due l'onere. No, poi tranquilla lì che loro possono seguire le slide dai monitor qua davanti e quindi prego. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, Umberto Rocci. Perfetto. Umberto Rocci, cofondatore insieme al mio collega Michele Vitolo, appunto, di Maiferi. Buongiorno a tutti. Prima di partire con la presentazione ci terrei a nome di tutti a fare un sentito ringraziamento alla Presidente Scatto che fin dal nostro primo incontro ci ha supportato in tutte le forme possibili, credendo in questo progetto e credendo nell'impatto sociale che questo può portare alla nostra comunità e soprattutto alle future generazioni. Ringrazio poi voi, qui presenti, che avete deciso di dedicarci parte della vostra mattinata per appunto visionare quello che era questa presentazione e senza dilungarmi oltre iniziamo. Allora, l'idea e il progetto nasce nel dicembre del 2022 in una cameretta appunto di questo molto nominato Morosini, dove essenzialmente questi tre giovani cadetti, io, Michele Vitolo e Marco Palmieri, purtroppo oggi non presente per altri impegni, si stavano interrogando in maniera quasi spontanea, soprattutto grazie a quelli che sono i valori morali che la scuola ci ha trasmesso in questi 3 anni, quali fossero delle criticità presenti oggigiorno e quali potessero essere delle soluzioni applicabili per andare a colmare queste problematiche. E tra tutte ne è emersa una più evidente. Diciamo che vorrei interagire un attimo, quindi la domanda è: quanti di voi hanno un telefono cellulare? Suppongo tutti. E quanti di voi hanno dei social media su cui condividono quello che fanno, quello che interagiscono? Ecco, gli anni 2000 sono stati caratterizzati dall'innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica che ha portato benessere, sviluppo e una grandissima risorsa per la società, dalla connessione internazionale alla possibilità di chiamare o semplicemente alla possibilità di informarsi in relazione a un determinato argomento. E anche la bellezza, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dei social, nel condividere ciò che si fa. Questo ovviamente però è solamente un lato della medaglia. L'altro invece aspetto sono quelle problematiche, soprattutto relative all'utenza che purtroppo sempre più sta prendendo confidenza con questi dispositivi, ovvero quello dei bambini. Ecco, il problema è abbastanza importante perché un bambino è una, possiamo dire, creatura che si sta ancora sviluppando. Non ha ancora bene chiaro che cos'è la differenza tra bene e male, che cos'è una morale, cosa è giusto e cosa non è giusto perseguire. E purtroppo sempre più si trova catapultato in un mondo senza freni, senza limiti e senza una direzione chiara da seguire, quello per esempio dei social media. Sono noti, e qui abbiamo deciso di riportare i casi e le problematiche che abbiamo identificato maggiormente. Per esempio, l'esposizione costante a questi contenuti sociali comporta una diminuzione di quella che è la capacità del livello di attenzione. Comporta il rilascio pesante di dopamina, che crea poi la sterilità nei confronti di altre situazioni. Il bambino è costantemente sottoposto a stimoli molto forti e quindi poi diventa per lui più difficile emozionarsi davanti a situazioni più semplici. Inoltre un altro dei grandi problemi è l'incapacità, che soprattutto nelle giovani generazioni si sta vedendo, nel sapersi relazionare tra di loro. Tristi e sempre più frequenti ormai purtroppo sono le scene in gelateria, in pizzeria, addirittura anche al parco giochi, dove ragazzi, piccoli o grandi che si siano, tra di loro, che al posto di interagire, di giocare, stanno davanti a uno schermo. D'altra parte invece il problema che abbiamo identificato in relazione ai videogiochi, nel senso videogiochi che soprattutto per noi giovani sono motivo di quasi
per staccare dalla realtà. Dopo una verifica, dopo una giornata importante, uno apre il computer o apre il suo telefono e diciamo si rilassa facendo una partita a qualcosa. Ecco, anche questi ovviamente devono però essere identificati e limitati nel loro utilizzo. Nel senso, molti videogiochi, soprattutto nei bambini, risultano essere altamente violenti nei contenuti. Pensiamo per esempio a un GTA dove la violenza è quasi all'ordine del giorno per quanto riguarda anche gli scopi stessi del gioco, oppure a scene altamente veloci, a colori e sequenze, suoni molto intensi che creano disturbi in quello che è essenzialmente il bambino. Quindi la volontà di questo progetto era di offrire un'alternativa dinamica e al contempo comunque sociale, nel senso non vogliamo negare la tecnologia, ma vogliamo fornire un'applicazione, un utilizzo sano e corretto per i bambini. Pertanto abbiamo avuto una visione, niente esperienze mistiche, sia chiaro. Ci siamo chiesti, questa tecnologia in qualche maniera dobbiamo applicarla, in qualche maniera dobbiamo contrastare tutti quei fenomeni negativi legati all'utilizzo da parte di persone troppo giovani o con una capacità di giudizio limitata dei social e dei videogiochi. E quindi cosa abbiamo pensato? Creiamo un giardino. Creiamo un giardino, un grande giardino in cui i bambini e i loro genitori possano incontrarsi, riunirsi e ricominciare ad imparare a divertirsi. Maiferi, che è la fase matura del progetto nato sotto il nome di Il Regno delle Fiabe, che potete trovare al link www.ilregnodellefiabe.it. Ecco, Maiferi è esattamente questo giardino. Abbiamo creato e stiamo creando una piattaforma web, una web app e una community che permette ai bambini di imparare e di divertirsi in un unico luogo digitale e ai genitori di ricevere pillole, informazioni, indicazioni su come utilizzare la tecnologia e le nuove tecnologie e soprattutto gli strumenti che la rete offre come supporto all'insegnamento e all'apprendimento dei propri figli. Quindi il centro della visione di Maiferi è intrattenimento e cultura al servizio delle famiglie tramite la tecnologia. Questo siamo. E adesso il mio collega vi faremo vedere i dettagli di questa grande e coraggiosa missione che stiamo portando avanti. Prego. Appunto, come appena accennato e come già detto prima, essenzialmente l'obiettivo è quello di offrire un'alternativa dinamica, nuova, fresca, appunto, rispetto alle uniche due realtà attualmente presenti per un bambino, ovvero i social e i videogiochi. La volontà è quella di creare appunto un giardino sicuro dove il bambino si senta protagonista, dove il bambino non si senta un passeggero passivo di un viaggio, ma si senta e sia a tutti gli effetti un protagonista consapevole di ciò che sta facendo, in un viaggio che ha l'obiettivo non solamente di divertirlo, ma di formarlo anche in termini morali e poi anche di istruzione. Facciamo un piccolo excursus su come è strutturata nello specifico e quali sono le caratteristiche che ci distinguono rispetto a un semplice videogioco, a un semplice social o semplicemente a un video YouTube passivo dove il bambino si limita a guardare ciò che sta succedendo. Appunto, il concetto del prodotto che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando è la fiaba interattiva. Sono due parole molto precise. Fiaba perché conserva la natura narrativa tradizionale del libro di racconti. Fiabe russe, fiabe francesi, le conosciamo tutti, sono state le protagoniste della nostra infanzia. Interattiva perché permette di integrare quegli aspetti esperienziali che ormai il web ci propina quotidianamente. Quindi abbiamo integrato e unito questi due aspetti in un prodotto che il bambino può aprire da una piattaforma, accedervi, ci sono dei filoni narrativi, dei personaggi, ma tutti questi personaggi sono uniti, legati, amalgamati da un insieme di suoni,
di piccoli giochi o piccoli indovinelli da risolvere, di momenti di lettura vera e propria, colonne sonore, animazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è l'espansione del concetto del libro di favole, anche il libro di favole illustrate, portato tramite gli strumenti della rete. Adesso vi faccio vedere, proseguiamo. Concetto di interattività. Interattività è fondamentale, tutti i sensi sono coinvolti in questa esperienza, il bambino è centrale, ha un avatar personale che lo rappresenta, che può personalizzare come meglio preferisce, ha delle storie che fanno vedere lo sviluppo di personaggi, diciamo, edificanti ma non in modo moraleggiante. È il classico personaggio del libro, ma senza nessun insegnamento diretto. All'interno di ogni storia abbiamo fatto sì che ci fossero dei personaggi a cui ognuno di noi in qualche maniera può ispirarsi. Dall'eroe sempre integro moralmente, che anche lui ha il suo percorso di sviluppo, al cattivo che alla fine della storia si pente, all'aiutante scaltro che porta l'eroe verso la destinazione. In tutto questo ovviamente il bambino è protagonista, nel senso che con le sue azioni, con il risolvere l'indovinello piuttosto che rispondere alla domanda di uno dei personaggi, è lui il pilota della trama, è lui che decide se la storia va avanti o si ferma perché non gli va bene. E questo aspetto è centrale, perché altrimenti l'interattività dove andrebbe a finire? Sarebbe un libro qualsiasi, sarebbe un qualsiasi ebook. Andiamo avanti. C'è poi il coinvolgimento dei sensi. Coinvolgiamo l'udito, suoni, colonne sonore, dialoghi. Per i bambini che ancora magari faticano a leggere, i testi di queste fiabe verranno lette da una voce narrante. Per quanto riguarda poi la vista, ovviamente abbiamo le animazioni e i colori che trasformano e arricchiscono l'esperienza, e alla fine il tatto. Questi bambini vivono con in mano un tablet, molto spesso. Io ho visto bambini anche di 3-4 anni in un ristorante, in un bar, con in mano questi schermi da 12, 14, 16 pollici, sempre più grandi. Noi sfruttiamo al meglio questi dispositivi come? Tramite la vibrazione, tramite il contatto tattile con lo schermo, e sono questi gli stimoli che trasformano il tablet da semplice schermo, o anche il computer o il telefono, sia chiaro, da semplice schermo a tramite attivo tra il bambino e il prodotto. Per quanto riguarda, per favore, ecco, per quanto riguarda la personalizzazione delle scelte, se ne è curato Umberto, quindi lascio a lui la parola. Come accennavo prima, quanto è presente oggigiorno in internet fa sì che l'utente si senta sempre passivo in relazione a ciò che succede. La nostra volontà invece è quella di fare in modo che il bambino si senta protagonista di ciò che sta vivendo. E come pretendiamo di ottenere questo effetto? Offrendo la possibilità di personalizzare un avatar, ovvero le fiabe saranno caratterizzate da dei personaggi principali che si riproporranno via via nel corso delle singole narrazioni. Il bambino potrà scegliere il suo personaggio principale con cui vivere quella fiaba. Questo è interessante perché permette al bambino di esprimere realmente quello che è la sua interiorità, nel senso, mi spiego meglio, il bambino estroverso sicuramente, molto probabilmente, sceglierà il protagonista, il cavaliere coraggioso che affronta il drago. Invece il bambino un po' più timido, un po' più introverso, un po' magari anche più calmo, preferirà scegliere l'aiutante. Quindi quella figura che non è in primo piano, non è sul palco, ma è di altrettanto fondamentale aiuto nel raggiungimento dell'obiettivo. Il ragazzo invece, un po' più monello per così dire, potrebbe invece trovare piacere nel provare a vivere un'esperienza dal punto di vista dell'antagonista e di conseguenza condizionandone le scelte. Quindi una fiaba che si plasma in relazione alle caratteristiche morali ed emotive dell'utente che la sta utilizzando. Poi, come appunto accennava prima il mio collega Vito, la possibilità di influenzare anche nel corso della narrazione ciò che sta e ciò che succederà. Ripeto, il bambino coraggioso arriverà a un punto magari dove potrà scegliere se affrontare il drago o se invece andare a cercare aiuto nel villaggio vicino. Sicuramente il bambino molto estroverso, o il bambino più coraggioso, o il bambino magari più frettoloso, adesso poi sarà il singolo, sceglierà sicuramente la strada dell'affrontare il drago subito. Il bambino invece più riflessivo magari valuterà invece di
riterrà corretto la richiesta di un intervento di una terza figura, una seconda, in questo caso l'aiutante, quindi sceglierà la strada del villaggio, raggiungendo comunque l'obiettivo, ma attraverso un percorso personalizzato in relazione a quelle che sono le sue caratteristiche emotive. E ovviamente poi, questo è importantissimo, ogni storia verrà e sarà appropriata in relazione all'utilizzo del bambino stesso, nel senso nella fase di registrazione il bambino, o perlomeno il genitore che insieme a lui registrerà l'account, dovrà indicare l'età del bambino. Questo con l'obiettivo di andare a offrire e possibilmente magari a limitare delle scene che sono identificate come non idonee ancora per l'età dell'utilizzatore, così da rispettare appieno quella che è la crescita emotiva che quel bambino sta affrontando in quel momento specifico. Sì, ci tengo a specificare, abbiamo parlato di una piattaforma unica di intrattenimento ma anche di educazione. Infatti ci concentriamo sul concetto di imparare divertendosi. Noi cosa abbiamo pensato? Una volta che creiamo delle storie con dei personaggi, il passo tra prendere quei personaggi e metterli in una storia e prendere quei personaggi e metterli in un corso interattivo è molto breve. Perciò questi personaggi, che possono essere un esempio di morale e di comportamento nella storia, diventano nella schermata a fianco tutor di corsi di apprendimento mirati. Nello specifico, quindi, andiamo a creare un supporto di tipo e-learning all'educazione dei bambini. Faccio degli esempi banali su degli argomenti che siamo attualmente in grado di coprire e che vedrete nel primo prodotto che uscirà. E parliamo di un corso di matematica base, ad esempio, per i bambini delle elementari, piuttosto che si può parlare anche di corsi di vita pratica, un corso di cucina, piuttosto che corsi di vari tipi di educazione all'affettività, questi argomenti qui. Proprio per questo la chiave del rendere appropriato il prodotto è importante, perché magari non tutti i bambini o non tutti i genitori vogliono che i propri figli vengano esposti a determinati contenuti. Per quanto riguarda poi il modello del divertimento, noi riteniamo che un corso debba essere interattivo, debba chiamare il bambino non più come contenitore che riceve il messaggio verticalmente da un professore piuttosto che da una maestra. Non solo questo, l'educazione formale non la mettiamo in dubbio, ma offrire uno strumento che aiuti l'apprendimento del bambino rendendolo protagonista in modo personale e soggettivo del proprio apprendimento. Andiamo avanti. Nello specifico qui interviene l'intelligenza artificiale e ve ne parlerà Umberto che se ne è occupato. Allora, come almeno penso molti di voi sapranno, l'anno scorso e quest'anno è caratterizzato dall'arrivo dirompente di questa nuova tecnologia, ovvero l'intelligenza artificiale, ChatGPT, la più famosa sicuramente, e molte altre. Questo mezzo super potente che permette di avere risposte immediate e spesso molto precise su qualsiasi argomento. La volontà è quello di, attraverso un addestramento mirato dell'intelligenza artificiale, che essenzialmente in termini molto semplici consiste nel imporre dei parametri all'intelligenza artificiale che sta decidendo di utilizzare, entro i quali questa non può uscire, quindi semplicemente considerando i bambini il tipo di linguaggio che deve utilizzare o le fonti o le modalità di risposta, che sia una modalità di risposta più semplice, più chiara. Non stiamo sicuramente educando lo studente di ingegneria quantistica, quindi deve essere propedeutico a quell'aspetto. Integrare all'interno dei corsi un chatbot, quindi una chat dove il bambino nel corso della lezione o a fine lezione, in caso dovesse avere dei dubbi o delle domande relative all'argomento appena appreso, argomento che appunto, e ripeto, come diceva il mio collega Michele, sarà interattivo, quindi con la volontà e l'obiettivo di rendere e mettere in pratica ciò che il bambino sta imparando direttamente durante la lezione. Quindi se parliamo per esempio di un corso di matematica, facciamo addizione, il bambino durante il corso stesso, durante la singola lezione, dovrà banalmente magari svolgere un semplice esercizio controllato e consigliato dal protagonista di cui lui si rivede in quanto avatar scelto magari nelle fiabe che legge quotidianamente,
di una semplice addizione, quindi un'attività, e potrà chiedere questo supporto all'intelligenza artificiale chiedendo dei chiarimenti, delle domande, delle curiosità per rendere immediato la risposta e il feedback e sfruttare la potenza appunto dell'intelligenza artificiale a supporto dell'educazione. Tutto questo negli ospedali. Ossia, noi non abbiamo creato un prodotto che è qualcosa di generico. A tutti quanti piacerebbe dire ho un'idea, la porto immediatamente a tutti. Bene, la nostra risposta è non siamo più nell'epoca delle soluzioni generali. Noi portiamo avanti le soluzioni mirate. La nostra soluzione mirata è utilizzare questo supporto multimediale per raggiungere i bambini più allontanati dai propri luoghi naturali di tutta quanta la loro categoria, ad esempio i bambini ospedalizzati. Cioè, se il luogo naturale di un bambino è la famiglia e la scuola, ci sono dei ragazzi che purtroppo sono costretti a fare scuola da un letto d'ospedale, a vivere dentro un reparto pediatrico. Ed ecco che la possibilità di portargli questi prodotti, di metterli in collegamento anche tra di loro, di permettergli di distrarsi e di imparare, diventa una soluzione reale a un problema reale, cioè quello della segregazione di questi poveri ragazzi. Quindi la nostra collaborazione con la sanità è indubbia e riteniamo che il Veneto da questo punto di vista abbia dei reparti all'avanguardia che potrebbero permetterci di ottenere anche un feedback reale da parte sia dei genitori e delle associazioni di genitori che stanno dietro a molte malattie rare, a molte malattie croniche, e allo stesso tempo di ottenere un feedback dai bambini stessi. In questo modo il prodotto cresce intorno a loro, l'azienda cresce intorno a loro, ai loro bisogni, ai bisogni delle loro famiglie, che sono quelle che più soffrono del problema che noi miriamo a risolvere. Ho sintetizzato sotto con un motto, un detto che io tengo nel cuore e che tengo nel cuore ogni giorno che lavoro: non un prodotto ma un amico. Questo è MyFairy per i ragazzi ospedalizzati e per tutti i bambini. Non un prodotto ma un amico che porti il sostegno, l'ascolto e anche gli insegnamenti giusti al momento giusto nel posto giusto. Andare avanti. E poi ovviamente la formazione non si rivolge soltanto ai ragazzi, ma anche ai genitori, di questo ve ne parlerà Umberto. Allora, un altro problema, istruzione per il XXI secolo. Secolo appunto, come dicevo nell'introduzione, caratterizzato da questo dirompente sviluppo delle tecnologie. Pensiamo 15 anni fa sicuramente era impensabile l'idea di ordinare qualcosa, un vestito su internet, oggi è la quotidianità. Amazon 15 anni fa quasi non esisteva ed ero obbligato ad andare in negozio per comprare qualcosa. Oggi è quasi strano l'idea di dire esco per fare qualcosa. Apro un sito, faccio un click e il giorno dopo ho il prodotto a casa. 20 anni fa ascoltare la musica c'erano i primi dispositivi che cominciavano ad essere un po' tecnologici. Oggi con Spotify abbiamo accesso a 70 milioni di canzoni in maniera istantanea. Questo per dire cosa? Il mondo è cambiato intorno a noi, il mondo in cui viviamo è cambiato ed è cambiato drasticamente e radicalmente nell'arco di un ventennio. E ovviamente cambiando ha generato possibilità, opportunità, ma anche problematiche e rischi. Il discorso è sempre lo stesso: la tutela e l'utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie nei confronti dei ragazzi e nei confronti soprattutto dei bambini. Spesso, e non è un attacco ovviamente, i genitori si trovano in forte difficoltà perché si trovano immigrati, come appunto è il termine tecnico, in un mondo dove invece i loro figli sono nativi. Si trovano a dover dare dei consigli, delle guide o a imporre delle limitazioni su argomenti che spesso non gli appartengono o che spesso non comprendono appieno. Questo ovviamente è una grossa problematica perché fa sì che la responsabilità di un utilizzo sano e corretto ricada completamente nel ragazzo stesso, che spesso non ha la maturità per distinguere ciò che è corretto da ciò che non è corretto. Da qui quindi la nostra volontà, in quanto nativi digitali, di offrire parallelamente a un'alternativa sana per quanto riguarda i social, i videogiochi ai bambini, un supporto costante e quotidiano ai genitori attraverso essenzialmente una creazione di quello che è un podcast, ovvero la volontà di coinvolgere
e creare dei contenuti di alta qualità e di alto livello, coinvolgendo esperti del settore per fornire informazioni, consigli e pillole su che cosa e come utilizzare la tecnologia. Cioè, senza dubbio, MyFairy Podcast, con le sue dirette, con le sue interviste, io sono certo che diventerà uno strumento veramente utile per parlare di educazione, per parlare di cultura digitale e di tante cose. Certamente, cioè, nessuno di noi, indipendentemente dall'età, è estraneo a starsene davanti a uno schermo in un momento di pausa, piuttosto che a casa la domenica a guardarsi qualcosa di interessante. Ecco, considerando che registriamo, almeno è una mia impressione personale, ma sono certo che qualcuno la condividerà, un certo vuoto per quanto riguarda l'informazione in questo campo, noi decidiamo di portare contenuti freschi, di portare dibattiti freschi con persone che hanno esperienza. Insomma, veicolare l'esperienza in un modo che possa arrivare veramente a tutti quanti. E senza dubbio un podcast è qualcosa di nuovo, perché non se ne vedono da sempre, che però in qualche modo può diventare uno strumento veramente utile. A questo si connette la creazione di una community. E infatti, Telegram. Esattamente, Telegram e prima di Telegram Instagram. Allora, l'obiettivo qual è altro? Ovviamente un podcast richiede una presenza di un esperto, richiede una registrazione, richiede una post-produzione, diciamo, richiede del tempo per produrre il materiale, e il pensare di pubblicare quotidianamente contenuti nuovi è una sfida abbastanza impegnativa. Pertanto abbiamo cercato di offrire poi un supporto parallelo, più quotidiano, più immediato, attraverso una pagina Instagram, quella prima citata, che poi è presente anche nei contatti e che vi invitiamo a seguire, dove giornalmente ci impegniamo a pubblicare dei post finalizzati all'educazione e all'educazione alle tecnologie per una crescita e un'educazione dei figli consapevole nel XXI secolo. Ovvero, giornalmente verranno appunto caricati dei post dove il contenuto sarà degli esempi pratici di applicazioni, siti, realtà, contenuti digitali validi per i ragazzi, kids friendly, quindi diciamo sicuri per i bambini, e anche dei contenuti stimolanti per gli stessi. Oltre a questo ci si impegna anche a fornire una volta a settimana un post dedicato alla sicurezza in internet, nel senso, spesso purtroppo non è sufficiente conoscere cosa è giusto, cosa non è giusto ed essere formati. Spesso purtroppo, anche capita a noi, si sta navigando in una maniera totalmente sicura, faccio una ricerca in relazione a un determinato prodotto o un servizio, clicco un link sbagliato o un link che all'apparenza mi sembra corretto e non ci metto niente a finire in un sito per adulti piuttosto che a siti di violenza o altre cose. Quindi la volontà di educare anche a come mettere in sicurezza l'internet che il bambino sta utilizzando. Esistono diverse applicazioni che mettono dei filtri o dei blocchi a determinati siti o a determinati input, quindi la formazione del genitore quotidiana per il supporto e la crescita del ragazzo. Da qui poi l'obiettivo di portare questa community, che è una community passiva in qualche modo, perché il genitore si limita a ricevere le informazioni che noi forniamo, a invece una realtà attiva, proattiva, dove i nostri consigli si uniscono e incontrano l'esperienza del genitore in una community che ha l'obiettivo di creare scambio, di creare valore, di creare interazione. Da qui quindi la volontà di creare un canale Telegram dove i genitori avranno la possibilità di discutere, di porre domande, di porre quesiti a noi e ai genitori stessi per uno scambio di informazioni con l'obiettivo comune di accrescere il proprio bagaglio personale, sempre con l'obiettivo ultimo di appunto educare in maniera consapevole. Sì, e proprio per questo motivo io voglio rivolgere un ultimo appello, nel senso, prima dei fondi e prima dei tecnici, la cosa più importante che serve a MyFairy in questo momento è la vostra storia. Nel senso che io posso costruire il prodotto più raffinato a livello tecnologico possibile, posso integrare tutte le nuove tecnologie, le interfacce, posso farlo arrivare ovunque tramite Facebook Ads piuttosto che Instagram Ads. Ma senza la vostra esperienza, senza la vostra storia di genitori e di adulti e di immigrati digitali, io non ho niente.
È per questo che esiste il canale Telegram, è per questo che esiste la pagina Instagram ed è per questo che, prossima slide, ho deciso di mettervi la nostra mail, postmaster@myferi.it, perché ci terrei a sentire le vostre storie. Ci terremo a sentire le vostre storie perché è intorno a queste che si costruisce il nostro prodotto, si costruisce il nostro impegno ed è soltanto grazie a queste che noi possiamo veramente raggiungere il cuore dei problemi che abbiamo a cuore e che vorremmo risolvere col nostro impegno. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete rivolto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo su Gmail. Ecco. Ovviamente se ci sono delle domande facciamo un momento Q&A. Sì, se c'è, però ecco, io ho un'idea, questa la lancio, visto che di recente si è formato un tavolo di lavoro che prevede proprio il Consiglio regionale, il Corecom, la giunta dall'altra parte e il tutore dei minori, proprio sulla sicurezza e il dialogo con. Mi sembra che questo strumento possa entrare tranquillamente a quel tavolo di lavoro e da proporre perlomeno al presidente del Corecom e al tutore dei minori, perché sono le. Lei cosa dice? Io intanto vi devo dire, no, vi chiedo se ho deluso quelle che potevano essere le vostre aspettative, tanto so benissimo che non è stato così, anzi io davvero ho motivi aggiunti per ringraziarvi. Come vedete, il dottor Franzina ci ha già indicato un primo passo, direi, molto importante, quindi sentiremo sicuramente il garante per la tutela dei minori, il presidente del Corecom, quindi adesso si inizia a lavorare però, cioè non si scherza. Non abbiamo mai quindi smesso la 17 dicembre. non vi lascio stare. E soprattutto la condivisione con i genitori, e questo è, avete veramente toccato un punto molto importante, perché molte volte i problemi partono proprio dai genitori. Io sono genitore e penso che tanti di noi qui dentro lo siano. Voi siete figli. Sì. Quindi diciamo il problema ce l'abbiamo ben presente, però al di là di quella che può essere una semplice battuta, purtroppo arrivano sempre più comunicazioni in questo senso, e cioè anche parlando con pedagogisti il problema, mi viene sempre riportato, nasce dai genitori, e quindi questo sarà uno strumento sicuramente utile. Le rispondo dicendo che se solitamente figli e genitori prima litigano, poi i figli se ne vanno, noi abbiamo deciso, dopo essercene andati, di tornare indietro e di portare il nostro contributo, e quindi sono certo che con la nostra collaborazione potremo arrivare a raggiungere questo grande obiettivo comune. Quindi io quando collaboriamo con i giovani intendo proprio questo, una collaborazione, cioè non due parti che sono in qualche modo antagoniste, per carità, sì, sono esperienze diverse, che però devono interagire, ecco. Direi che assolutamente deve essere così. Non so se c'è qualche domanda. Dottoressa Colucci? Un attimo. E allora, sono Micaela Colucci, sono responsabile della sesta commissione e io voglio rispondere alla mia presidente che ci ha chiesto, non so se vi ho deluso, ma quale deluso, presidente? Ci hai fatto un regalo meraviglioso. Questa mattina è stata entusiasmante, forse fra quelle della legislatura che io personalmente ricorderò con emozione. E l'emozione è un sentimento intelligente, il cuore è un'altra cosa. L'emozione coinvolge l'anima e coinvolge la testa. Ho imparato mi sono rinfrancata in un concetto sul quale io da tempo sto riflettendo, e cioè che il mondo è bello
e dà speranza quando i padri non cedono il posto ai figli, ma si sentono affiancati dai figli, supportati dai figli, vedono nei figli i continuatori della propria storia, ma anche i maestri, perché a un certo punto c'è bisogno di avere maestri, e riconoscere il maestro in chi c'è figlio è un'occasione di vita straordinaria. Allora noi qua, tutti quanti noi, seduti sulle sedie e dall'altra parte, abbiamo l'età per esservi genitori. Ed è meraviglioso sapere che, riconoscere che anche solo idealmente voi possiate essere questi meravigliosi figli maestri da cui imparare. Nel merito di My Fairy, io posso dire ben poco, se non che sono curiosa, entusiasta, felice che l'abbiate immaginato, inventato. Nel corso delle riflessioni notturne della vostra cameretta mi sarebbe piaciuto vedervi. Non giocavate a tappi, non ve ne stavate su Facebook, immaginavate questa cosa bellissima, fantastica per noi e per voi. Dopodiché noi siamo immigrati, è vero, io sono immigrata, immigro ogni giorno con una fatica terrificante, ma immigrare in questo mondo che per voi è così naturale, perché i nativi siete voi, in questo momento mi appare una prospettiva allettante, quindi grazie davvero. Bellissimo intervento. Ecco qua, allora, prego. Sì, grazie mille per l'invito alla Presidente Scatto. Io mi congratulo molto con gli ex allievi di Morosini che mi hanno fatto rivivere per certi versi nei loro racconti un po' il film The Social Network, cioè gente che alla fine ha dimostrato delle capacità durante gli studi anche di interazione in altri campi. Io sono un immigrante digitale, mi piacciono i videogiochi, i videogame, mi ricordate non tanto gli sparatutto in soggettiva ma Second Life, diciamo, o diciamo avventure di immersive per quanto riguarda esplorazioni di nuovi continenti, da Myst, altre cose, titoli che non ho più il tempo di seguire adesso, ma li ho seguiti ai miei tempi, proprio all'inizio degli anni 2000. Solo che voi avete dato un'impronta etica a tutto quanto, diciamo, il vostro costruito, e questo vi distingue. Se siete voi programmatori di tutto quanto o avete comunque un collegamento, vi faccio i miei complimenti, perché è una capacità tecnica estremamente rara e distintiva. Le domande mi erano l'età media, diciamo, a cui è dedicato, se c'è una graduazione per quanto riguarda l'interazione, e anche la possibilità che trovo estremamente originale in quello che è la possibilità dei bambini di interagire, e anche la sensibilità, devo sottolineare, di aver dedicato questo a chi sta in ospedale. Quindi a gente che, soprattutto penso ai pazienti oncologici, ma anche coloro che alla fine hanno per malattie croniche o rare necessità di avere delle cure ospedaliere, che li toglie completamente il loro ambiente familiare e gli può dare un ambiente, diciamo, interattivo moderno per quanto riguarda quella che è l'immersione in una realtà migliore di quella che stanno vivendo in quel momento da pazienti. Notevole anche la possibilità di avere i genitori all'interno di questi mondi virtuali costruiti, dove avventurarsi. Noi siamo stati sempre molto colpiti, anche come ordine dei medici, dal tempo che passano i bambini fuori il controllo dei genitori, diciamo il fenomeno del vamping, magari di notte o in momenti in cui non sono controllati, e passano ore e ore, diciamo, sui device più vari. Per quanto riguarda voi date un'altra possibilità, diciamo, per quanto riguarda il passaggio, sicuramente più educativa. E l'idea anche di fare la squadra, diciamo, di poter far connettere anche pazienti differenti, e magari poi possono esserci analogie anche in ambienti diversi e distanti, è veramente notevole. Grazie mille per l'idea, grazie al Presidente Scatto per tutta quanta la possibilità di oggi.
Ringraziamo il dottor Leoni che, ripeto, è il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Venezia. Ecco qui la dottoressa Cielo, da buona psicologa. Con me è sfondata una porta aperta. Io ho sfondato F4 per far scendere lo sciatore, quindi non dico che sono una nativa digitale, ma va bene. La cosa che mi piace aver potuto cogliere in questa occasione è che voi funzionate molto bene, potreste funzionare molto bene come dei mediatori, un po' come si sta cercando di fare con ChatGPT, senza condizionarsi con queste idee paranoiche e persecutorie. Bisogna saper usare gli strumenti, e quello che a me è interessato di più del vostro ragionamento è quello di andare a formare chi deve andare a formare soprattutto. Perché nei principi, vi dico subito, in termini cartacei ci sono già delle esperienze di questo genere, per cui anche nei lavori che facciamo con i bambini usiamo costruire storie, ognuno ne costruisce un pezzo, cioè il rapporto comunque non è digitale, è tattile, ok? Però così come l'avete impostato, praticamente è sfondato una porta aperta, che io sono anni che vado predicando in giro, cercando occasioni per arrivare quanto più rapidamente possibile a un dialogo comune tra genitori e bambini, perché è quello che è andato perduto in questo periodo. È quello per cui non passano le informazioni, c'è un'interruzione della comunicazione, si crea il divario e non passano quei valori che, come ha detto bene adesso il dottor Leoni, deve trasferire valori, ha bisogno di costruire un'etica e una morale, che invece con il discorso della globalizzazione ha creato una gran confusione e non si capisce più effettivamente dove. Se, voglio dire, in questa relazione interattiva ci date una mano, cioè io vi ho già sposato. Grazie. Grazie dottoressa, prego. Do due o tre risposte puntuali ad alcune cose sia del dottor Leoni sia sue, e poi per eventuali approfondimenti passo la parola a Umberto. Per quanto riguarda la connessione tra i pazienti, lei ha toccato un argomento molto importante e vorrei fugare alcuni dubbi, alcune perplessità sulla sicurezza di questa connessione. Vado nei dettagli tecnici. A livello progettuale l'idea sarebbe quella di rendere la connessione tra i dispositivi dei ragazzi che andranno ad utilizzare queste fiabe e questi corsi, in generale la piattaforma, qualcosa che avviene unicamente in modo fisico, ossia niente social media dei bambini, sia chiaro, perché non esiste che i dati e i bambini siano direttamente raggiungibili da chiunque abbia un'applicazione. Noi mettiamo un veto durissimo a questa cosa. La connessione tra i dispositivi avverrà solamente a livello fisico, come ad esempio, non so se avete familiarità con la pratica di registrazione di un account Google, ossia sul mio dispositivo esce fuori un numeretto, a te ne esce fuori altri 3, tu clicchi quello che appare sul mio e diventiamo amici su MyFairy. Ma niente Facebook dei bambini, perché immaginiamo già tutti quanti quali potrebbero essere le ricadute negative di questo. Altra cosa, per quanto riguarda l'accesso ai reparti, io sono figlio di 2 medici, entrambi operanti nei reparti di anatomia patologica a Roma, e ho molto molto a cuore i pazienti oncologici, ho perfettamente idea di che cosa sia, quale sia l'impatto di una patologia oncologica su una famiglia e sulla stabilità di una famiglia. Proprio per questo abbiamo deciso di portare il nostro supporto dove più è difficile per i genitori stare vicini ai figli. Ed è in questa direzione che proseguiremo, e sicuramente anche con la guida e l'appoggio dell'Ordine Superiore di Medici. E per quanto riguarda le restanti, se hai altre cose da aggiungere, ti lascio la parola. Non so se ci sono altre domande, curiosità. Scusate, è ottima la considerazione che ha appena fatto Michele, perché sulle sicurezze bisogna stare molto attenti, sia dal punto di vista della privacy, perché quello va bene, ma soprattutto per quel problema per cui la piattaforma deve essere esclusiva, insomma, deve essere un circuito chiuso, buono. Se vogliamo andare ancora un attimo più in profondità nei dettagli del prodotto, miriamo, ci stiamo lavorando attualmente, a raggiungere
tramite un'azienda americana che si chiama Kid Safe Seals, che fondamentalmente sono delle certificazioni per cui un prodotto venduto negli Stati Uniti raggiunge la certificazione adatto ai bambini. Ecco, loro hanno un duplice standard, uno enforced solamente dall'azienda stessa e uno enforced dalla Federal Law americana. Si chiamano FLOPA standards e sono degli standard, ora perdonatemi non mi ricordo l'acronimo FLOPA per cosa sta, ma in soldoni sono gli standard della legge americana per la tutela online dei dati della privacy dei bambini. Noi stiamo lavorando per uniformare tutti i nostri prodotti a questo standard qualitativo, che purtroppo a livello europeo le normative ISO non coprono uno standard preciso in materia. Sapete benissimo meglio di me che la normativa sulla privacy a livello europeo è cosa molto dibattuta, perciò prendiamo uno standard già esistente e facciamo del nostro meglio per riprodurlo in un prodotto che sarà distribuito principalmente per ora in Europa. Questo per puntualizzare. Prego Allora, a nome del Consiglio, qua adesso avremmo, so che è stimolante, potremmo andare avanti per ore. Ci saranno delle altre occasioni nei quali credo potremmo trovarci, anche perché mi venivano, tanto per drammatizzare, delle sensazioni strane. Cosa avrei fatto io da bambino davanti a una favola come Cappuccetto Rosso, poter intervenire, uccidere i cattivi oppure uccidere i troppo buoni. Cioè, sono un tifoso di Vil Coyote, scusate, ma no, ecco, al di là delle battute, la Presidente adesso omaggerà con un libro singolare i nostri autori, Guardasi da chi non si guarda, la storia della Repubblica di Venezia e le pandemie. Che c'è un collegamento con il progetto My Ferry, guardarsi da chi non si guarda, cioè state attenti a chi non fa attenzione a se stesso. Mi sembra sia una cosa simpatica. E un'ultima chiosa, il motto della scuola dalla quale sono usciti, ripeto, il Morosini, è: il mio destino è e sempre sarà il mare. Voi avete detto, siete entrati in un mare grandissimo, magnum nel vero senso della parola, buon vento. Sono un po' emozionata perché non è facile fare politica, ve lo devo dire, non è facile accoppiare la politica e l'etica, però io ci credo profondamente, non lascerò mai che niente e nessuno possa frapporsi, almeno tra il mio modo di fare politica, che è questo, e l'etica, perché se non c'è l'etica non ce la possiamo fare. E quindi grazie ragazzi, grazie. E grazie a tutti voi. Da oggi iniziamo.